Buonasera a tutti, sono Giuseppe Comeo, sto a Posillipo, sulla terrazza vicino alla chiesa di Sant'Antonio a Posillipo. Sono in attesa dell'arrivo degli altri indipendentisti. Io sono arrivato un pochettino prima, mentre arrivavo qui e facevo le 13 rampe a piedi, ho visto che nella chiesa si stanno sposando, c'è un matrimonio. Io non mi faccio riprendere in video perché per fare le 13 rampe ho sudato. Allora, fra poco comincerà il 7° giorno per l'indipendenza. Allora, il giorno per l'indipendenza è una manifestazione che nasce nel 2011, promossa dall'Associazione Nazione Napoletana, anzi a Nazione Napolitana, e anche dal giornale Nazione Napoletana e da tutti i gruppi della rete che gestivo. E la prima giornata per l'indipendenza fu il 9 ottobre 2011 di domenica e fu al Largo di Palazzo. Nel 2012 fu il 6 ottobre a Piazza San Domenico Maggiore e nel 2013 a fine settembre vicino alla stazione Toledo della metropolitana linea 1. Queste prime 3 manifestazioni furono organizzate dall'Associazione Nazione Napolitana. Dopo l'8 dicembre 2013, quando fu riformato il governo dello Stato delle Due Sicilie, praticamente a Torre Colimena, diverse associazioni subito riconobbero lo Stato, tra queste l'Associazione Nazione Napolitana, per cui dal 2014 questa manifestazione è patrocinata dallo Stato delle Due Sicilie. Così nel 2014, il 20 settembre, ci siamo visti a Piazza Plebiscito, nel 2015 a Via Toledo di fronte alla Galleria il 17 ottobre 2015, l'anno scorso il 6 ottobre 2016 a Piazza del Gesù, e ora per la 7ª volta ci vediamo qui vicino alla chiesa di Sant'Antonio a Posillipo. Guardate che bellissimo panorama che sto inquadrando durante tutta la registrazione, anzi mi sposto pure un poco, fa vedere il resto. Ecco qui. Ora, per completare tutto, l'organizzazione c'è, la volontà dell'indipendenza c'è, il bel panorama e la bellissima location, come si dice in inglese, c'è. Ora manca solo l'arrivo degli indipendentisti. Oggi voglio fare il resoconto del 7° giorno per l'indipendenza, che si è svolto sabato 16 settembre 2017 sulla terrazza vicino alla chiesa di Sant'Antonio a Posillipo, in uno dei posti più belli di Napoli, come avete visto nella parte precedente del video. Che è successo? La partecipazione è stata scarsa. Poi era prevista la conferenza stampa, a cui la stampa logicamente asservita allo Stato occupante, la stampa praticamente non obiettiva, non è venuta, boicottando la manifestazione. Notevole è stato anche il boicottaggio di tutti i sedicenti qualsiasi cosa si riferiscono, briganti, indipendentisti, meridionalisti, tutti sedicenti, anche loro hanno boicottato, per cui boicottaggio totale su tutta la linea, presenze scarse di partecipazione. A questo punto, che dire? Potrebbe in prima analisi dirsi che i napoletani non vogliono indipendenza, che ai napoletani gli piace vivere in una situazione subalterna, di subire qualsiasi angheria, gli piace insomma vivere malissimo, vivere nella merda, vivere da dominati,
di vivere pigliando continuamente i paccheri in faccia, di essere praticamente trattati come una munnezza, eccetera eccetera. Questo si potrebbe dire in prima analisi, ma non è così. I napoletani non sono così. I napoletani sono persone che hanno orgoglio, hanno la capacità di capire bene chi sono le persone sincere e chi sono i favas, per cui io non mi sento di dire queste cose sui napoletani. I napoletani non sono così. I napoletani sono un grande popolo, sia i napoletani della città di Napoli sia i napoletani di tutto il sud continentale. Sono un grande popolo, però purtroppo sono un popolo che sono 150 anni che subisce l'unità d'Italia. Seppure alcune cose negative che si possono dire sui caratteri dei napoletani possono essere vere, ma sono vere nella misura in cui sono stati portati ad essere così. E determinati risultati hanno una genesi molto vecchia. Si deve partire da lontano per capire perché succedono queste cose. Non ci sta persona tra gli indipendentisti che è più boicottata del sottoscritto e di Giuseppe 40. Siamo gli indipendentisti più boicottati. Forse perché siamo gli indipendentisti più sinceri, anzi diciamo proprio il forse, siamo gli indipendentisti più sinceri e siamo logicamente i più boicottati in ogni nostra iniziativa. Boicottati dai neoborbonici, boicottati dai sedicenti briganti, boicottati dai meridionalisti che nulla hanno a che fare con l'indipendentismo, boicottati dai sedicenti indipendentisti, boicottati dalla stampa. I napoletani purtroppo conoscono solamente i favas. Chi conoscono? I finti briganti, conoscono i neoborbonici, conoscono tanta gente che dice di essere indipendentista, ma poi alla fine che cosa fanno? Fanno quelle solite manifestazioni sotto la statua di Garibaldi, sotto la statua di Vittorio Emanuele, che fanno confusione, sventolano le bandiere, gridano qualche slogan. A che servono queste manifestazioni? Quando dopo fatte queste manifestazioni non cambia niente, anzi in alcuni casi qualcuno rischia pure di essere segnalato dalla Digos, tutto a suo danno, senza che cambi qualcosa, perché uno può anche rischiare persino la propria vita per una causa, però poi bisogna ottenere risultati, se no se si rischia per niente non serve a niente, infatti non cambia niente. A cosa servono queste manifestazioni? Servono perché bisogna mobilitare gente da portarla in piazza in modo che qualche personaggio poi in sede politica, quando si tratta di fare le elezioni, possa dire: vedi quanta gente che mi segue, sono tutti i miei seguaci questi, sono tutte persone che porto io i voti, così lui poi si può insomma darsi una referenza per candidarsi alle politiche. Noi abbiamo vari tipi di personaggi a Napoli che praticamente hanno pubblicizzato negativamente l'indipendentismo, l'hanno praticamente rovinato come immagine. Vediamo quali sono le tipologie. Abbiamo la tipologia del sinistronzo, persona di sinistra che ha scoperto un poco qualcosa sui Borbone, però poi alla fine non abbandonerà certamente i suoi partiti di sinistra, però sostanzialmente è già abbastanza sincero, perché non è che dice tanto di essere indipendentista, te lo fa capire abbastanza chiaramente che va verso l'orientamento di candidarsi in un partito di sinistra, in una lista di sinistra. Poi ci sta la persona un po' più favas, il destronzo. Il destronzo, lui è proprio convinto, quando lo senti parlare di indipendentismo dici: cazzo, questo è proprio convinto. Però poi contemporaneamente che parla convinto di indipendentismo, di storia, tu lo senti sempre parlare male dei personaggi di destra, di sinistra, di politici di sinistra dell'Italia, di problemi che crea la sinistra allo Stato italiano. Dice: ma scusa, ma se tu sei indipendentista, se sei per le due Sicilie, ma che caspita te ne frega dei problemi dell'Italia, o di salvare l'Italia, o di salvare l'Italia dalle persone di sinistra? E già qua l'asino comincia a cascare. Poi cominciano a dire i soliti slogan: né destra né sinistra ma sud, né destra né sinistra ma sud, e te lo dicono fino
a un 40 giorni prima delle elezioni, dopo aver detto nel destra e nel destra e nel sud, poi l'ultimo a tutto, si buttano in un movimento, in un partito di destra, e nemmeno identitario, con Forza Italia, con Alleanza Nazionale, una volta c'è l'Alleanza Nazionale, partiti praticamente che propugnano l'unità d'Italia, propugnano il risorgimento, tutto il contrario di quello che loro poi sostengono continuamente 365 giorni all'anno, tranne i 30-40 giorni sotto le elezioni, e si candidano lì. Oppure, se non si candidano, appoggiano qualcuno che si candida in una di queste liste e per tutto il periodo delle elezioni poi vanno appresso a questa persona. Ecco, questi sono i destronzi, altro tipo di personaggio. I napoletani hanno imparato a conoscere questi personaggi, oramai li conoscono troppo bene, sanno il giochetto, non si fidano. È chiaro che se sentono parlare di indipendentismo collegano subito l'indipendentismo a questi personaggi, e per noi, per me, per Giuseppe Quaranta, per i indipendentisti sinceri, la strada si fa più che in salita, è come praticamente scalare una parete ripida di un burrone, perché questa è la situazione. E poi ci stanno un altro movimento molto funzionale agli interessi dell'Italia, e vabbè, quello è il movimento neoborbonico. Loro hanno cominciato nel 93 in risposta alla Lega, e loro praticamente divulgano la vera storia, la storia che Garibaldi è un criminale, la storia che praticamente sono venuti i generali borbonici, hanno tradito, sono venuti coi soldi degli inglesi a corrompere i generali, che ci stava l'Inghilterra dietro, che ci stavano i Rothschild, le banche e il potere bancario dietro per distruggere il Banco delle Due Sicilie, c'era la massoneria, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua le spiegano veramente molto bene, però poi alla fine dicono un'altra cosa. Però oramai l'Italia è stata fatta, oramai sono passati tanti anni, il regno delle Due Sicilie è morto, non si può tornare indietro, abbiamo subito, ci manca solo che dicono che ha avuto, chi ha arat, e non dico scurdammoci il passato e finisce a tarare luce e via. Praticamente il messaggio che loro dopo che ti hanno spiegato tutte queste cose della storia, che hanno pianto tutte le centinaia di migliaia di morti, il messaggio che danno: no, oramai non si può fare più niente, rassegnatevi, ci danno un messaggio di rassegnazione, ed è molto funzionale. Logicamente la stampa non può venire a una manifestazione come il 7° giorno di indipendenza, però la stampa chiama uno come Gennaro De Crescenzo all'arena di Giletti, dove Gennaro De Crescenzo la prima cosa che dice: noi siamo per l'unità d'Italia, non vogliamo l'indipendenza. Cioè, come dire, tranquilli, non vi preoccupate, non siamo pericolosi, tranquilli, noi continueremo a mantenere il Sud, faremo la nostra parte e mantenere il Sud oppresso. Uno come me non verrebbe mai invitato all'arena di Giletti, perché se io fossi stato al posto di Gennaro De Crescenzo quel giorno, non solo avrei detto sono per l'indipendenza, ma quando ci veniva quello del Sud Tirolo che Giletti stava attaccando, io avrei solidarizzato con lui per l'indipendenza del Sud Tirolo, oppure per il Sud Tirolo che si autodeterminava. E uno come me non verrà mai in televisione. Così i napoletani non sanno che esiste uno Stato delle Due Sicilie nato l'8 dicembre 2013, rinato, con governo provvisorio rifatto, con un Parlamento dove chiunque si riconosce nello Stato è parlamentare, chiunque può dire la sua, per cui i cittadini napoletani normali non sanno queste cose, non sanno che potrebbero in qualsiasi momento riconoscersi nello Stato, entrare a far parte del Parlamento, dire la propria, dare delle proposte e cominciare già a dare un contributo per migliorare le cose. Non lo sanno, perché logicamente non glielo fanno sapere. Non lo sanno perché questa manifestazione come il 7° giorno di indipendenza viene boicottata, e così può sembrare che i napoletani sono indolenti, può sembrare che i napoletani non vogliono l'indipendenza, ma non è così. Non è assolutamente così. I napoletani sono semplicemente mal informati, sono condizionati, subiscono il lavaggio del cervello, lo stesso che hanno provato a farmi subire quando andavo a scuola, che spiegavano queste cose. Io però potevo già all'età di 13-14 anni, ma com'è che 1000 persone battono un esercito di 100.000 persone? Ma poi dicevo, ma comunque poi alla fine avevamo il nostro Stato indipendente, l'abbiamo perso.
Cioè, la domanda che uno faceva: ma se noi avevamo dei problemi, non dovevamo risolverli all'interno, dovevamo chiamare delle persone da fuori che ci hanno invaso? Io non avevo queste domande, e forse qualcun altro se ne è posto, ma molti non se ne pongono, si fanno fare normalmente facilmente il lavaggio del cervello che è imposto da poteri che sono al di sopra dei personaggi politici, dei partiti politici che lo Stato delle due Sicilie affronta. Lo Stato delle due Sicilie affronta questa partitocrazia, ma la partitocrazia a sua volta è serva. Questi personaggi, questi sedicenni indipendentisti, sedicenni briganti, sono al servizio di queste persone, di questi personaggi, che però a loro volta sono dei servi di altri poteri molto più forti, che sono poteri occulti e ramificati a livello mondiale, e non c'è bisogno di dire quali sono i poteri delle grandi banche, i poteri della massoneria, i poteri di multinazionali importantissime. Questi sono i poteri a cui sono asserviti, che poi viene asservita anche la stampa, ed ecco che poi alla fine si arriva a un condizionamento generale e poi si arrivano ai risultati come quelli di sabato, che non so, per cui è come se noi teniamo una pietra e loro tengono il carro armato. È difficile a pietrate prendere il carro armato, lo puoi anche lo colpisci sicuramente il carro armato, ma quello gli dai, per quanto pietre ci tiri, all'interno del carro armato non si fanno niente. Tante persone potrebbero anche pigliare e rovesciare un carro armato, ma bisogna essere in tanti, perché si mette in centinaia, in migliaia, ci mettiamo tutti quanti da un lato e lo possiamo fermare il carro armato, lo potremmo anche rovesciare, ma 2 o 3 persone, 10 persone, 50 persone ce la fanno. E non ce la fanno perché gli altri sono condizionati, gli altri hanno subito il lavaggio del cervello. Vi dovete liberare, liberatevi dal lavaggio del cervello che state subendo. Guardate che continuando così continuerete sempre a subire. Poi è inutile che picciate, è inutile che vi lamentate: è successo questo, è successo quest'altro, il terremoto non fanno la ricostruzione da matrice, accumuli, che poi matrice e accumuli erano territorio del Regno delle Due Sicilie, mentre invece nelle Marche e nell'Umbria già stanno molto più avanti, perché giustamente quelli non erano territori delle Due Sicilie, per cui non sono colonia, mentre Amatrice e Accumuli fanno parte della colonia, allora stanno ancora con le macerie per strada. Non vi dovete lamentare che succede quest'altro, non vi dovete lamentare che succede quest'altra cosa ancora, non vi dovete lamentare di questo, di quell'altro, perché queste cose le volete voi nel momento che continuate a credere a tutte le cose a cui vi hanno condizionato. Assolutamente vi dovete liberare. Volevo concludere dicendo che se voi condividete anche in parte quello che io ho detto, se pensate che abbia ragione, diffondete questo video, condividetelo, mettete mi piace. Soprattutto se condividete questi contenuti, iscrivetevi anche al canale, in modo che avrete le notifiche quando pubblicherò altri video di questi argomenti, perché ho intenzione anche di approfondire determinate tematiche, perché ci troviamo in determinate condizioni, perché la nostra causa non riesce a prendere piede, quali sono le forze avversarie contro cui ci battiamo, perché voglio spiegare qual è la piramide del male che lo Stato delle Due Sicilie sta affrontando, perché lo Stato delle Due Sicilie sta affrontando un nemico fortissimo. Però tutte queste cose le diremo nei prossimi video. Arrivederci al prossimo video patriottico.